Ciao virus, piacere Italia. Sì, sono quella che stai distruggendo. Sì, sono quella della mafia. Sì, sono quella codarda che nella seconda guerra mondiale, quando ha visto che stava perdendo, ha chiesto l'aiuto degli avversari. Sì, sono quella dei 1000 debiti verso tutti. Ma sai caro virus, io non sono solo cose negative. Io sono altro, sono tanto altro. Io sono bellezza, con tutte le fantastiche città che ho al mio interno, come Milano, come Roma, come Venezia, come Firenze, come Napoli e tantissime altre città e posti bellissimi che abbiamo e teniamo con cura, come se fossero dei figli, perché alla fine sono di tutti gli italiani e sono patrimonio di tutto il mondo perché non esistono in tanti altri paesi. Io sono sport, perché ovunque io vada riesco a vincere, perché ho vinto 4 mondiali di calcio, perché nel nuoto e nella scherma nessuno può battermi, senza parlare della pallavolo e dell'atletica. Uno su tutti, il grande Pietro Mennea, con il suo record di 200 metri durato per ben 20 anni, perché ho moto e auto che ogni anno si giocano il primo posto nei Gran Premi, perché nello sci non c'è proprio storia. Io sono cibo, perché cibi come i nostri non esistono da altra parte. Tutti cercano di imitarli, senza mai riuscirci, facendo cose pugnalanti per noi italiani. Per vincere questa battaglia, caro virus, basterebbe ospitarti a pranzo. Non notare se i miei amici o i miei parenti ti guarderanno male. Lasciali stare, non ti conoscono. Avresti anche tanta scelta tra il menù, che sarebbe molto ma molto lungo. Ti offrirebbe la pizza, le lasagne, le arancine, gli spaghetti, la carbonara, la matriciana, i cannoli, la mozzarella di bufala. E potrei stare qui fino a domani mattina, perché sai com'è, il cibo è la nostra migliore arma. Io sono letteratura, perché la Divina Commedia di Dante Alighieri non è da tutti i poeti, come Alessandro Manzoni e i suoi promessi sposi, che ci hanno insegnato a credere sempre nell'amore, anche se impossibile. Oppure l'infinito di Leopardi, che ci ha mostrato anche la parte triste di un uomo che può essere fermato da una piccola siepe. O le tantissime novelle di Boccaccio che un po' ci hanno fatto tornare quei piccoli bambini. O poeti come Ungaretti e Quasimodo che con le loro poesie ci hanno fatto vivere la guerra come se fossimo soldati al fronte. E tantissimi altri poeti che hanno fatto parte e hanno scritto la storia della letteratura più bella del mondo. Io sono musica, perché nella mia storia ho avuto compositori lirici del calibro di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, che hanno scritto la storia dell'opera lirica, scrivendo pezzi bellissimi come l'Aida, la Traviata, la Tosca, pezzi famosi in tutto il mondo, cantati da altrettanti cantanti famosissimi lirici come Luciano Pavarotti oppure Andrea Bocelli, che ci insegna a non farci abbattere dalle cose brutte della vita, perché pur essendo cieco ha continuato il suo sogno di diventare uno dei cantanti lirici più importanti del mondo. Io sono fratellanza, perché in fondo ci vogliamo bene tutti quanti, da nord a sud, da est a ovest. Se sei italiano sei ben accetto in ogni parte d'Italia, perché se sei italiano sei un fratello. Sai virus, io sono tante cose, ma principalmente io sono l'Italia e penso che sarà difficile abbattermi del tutto, perché sì, mi hai fatto cadere, ma tra poco mi rialzerò, come ho sempre fatto e sempre farò, e lì saranno affari tuoi.